Andrea Giuliacci, parliamo di meteo, parliamo di tempo e la natura che sembra scatenarsi sempre di più. Ci sono eventi che noi magari dimentichiamo, ma è la potenza che sta veramente sconvolgendo. Sì, è vero, è la potenza, l'energia che c'è in gioco. Come mai gli eventi estremi stanno diventando via via sempre più frequenti anche in Italia? Perché lo sappiamo bene, il clima sta cambiando, in particolare il nostro pianeta si sta riscaldando e questo vuol dire che nell'atmosfera c'è una maggior quantità di calore. E attenzione, il calore è quell'energia di cui si nutrono tutti i fenomeni atmosferici, per cui se i temporali trovano più carburante nell'atmosfera, ecco che diventano temporali più violenti. Se le perturbazioni trovano un Mediterraneo più caldo e un'atmosfera più calda, trovano una maggiore energia e quindi portano piogge più violente. Insomma, è tutta colpa di questo riscaldamento del nostro pianeta, di questo aumento delle temperature medie. Previsioni scienza esatta o perché spesso si punta il dito contro i previsori, non avevate annunciato che arrivava questa bomba d'acqua piuttosto che... Allora, la meteorologia è una scienza esatta, il problema è che per conoscere esattamente il tempo che farà bisognerebbe conoscere con esattezza il tempo che fa, ovvero sapere metro per metro del nostro territorio quali sono le condizioni di temperatura, umidità, pressione. Questo ahimè non è possibile, per cui ecco che escono fuori anche degli errori, però rispetto a qualche decennio fa direi che la meteorologia ha fatto passi da gigante, si è migliorata notevolmente, oggi le previsioni sono decisamente più affidabili, più attendibili rispetto a 20-30 anni fa. Questo grazie alla preparazione dei previsori o anche grazie a satelliti e tecnologia? Chiaramente grazie anche alla preparazione dei previsori, no, a parte gli scherzi, molto del merito va al progresso tecnologico, al progresso informatico che dà ai meteorologi degli strumenti molto più performanti, molto più potenti rispetto ad un tempo, in particolare i computer che ci permettono di effettuare simulazioni del comportamento dell'atmosfera che un tempo erano impossibili.